sono nuovamente fruibili ai visitatori grazie a un riallestimento che celebra il passato e il presente. Queste cantine, che poi avrete il piacere di visitare, sono state in tempi difficili, parlo del sisma e del post-sisma, hanno ospitato tutta la nostra collezione o gran parte della nostra collezione museale. Mantova e tutto il suo territorio, grazie a delle bellezze straordinarie come quelle di San Benedetto Po, hanno anche alzato la percentuale del turismo veramente a livelli incredibili. Questo dobbiamo fare, caro sindaco, cari sindaci tutti, questo è il nostro obiettivo, portare sempre di più Mantova al di fuori dei suoi confini. Qui è stato fatto tanto ed è tutto evidente che da oggi si apre una fase nuova, importante, che deve vederci ancora tutti insieme come siamo qui oggi. Penso che sia una bella fotografia quella che oggi siamo in grado di dimostrare tutti insieme, a prescindere dai colori politici, ma insomma si dimostra che c'è un desiderio comune, che è quello di valorizzare questo territorio, questa comunità, questo straordinario patrimonio unico, e quindi da questo punto di vista io credo che sia un messaggio importante quello che noi oggi lanciamo. Evviva! Oggi inauguriamo un nuovo capitolo nella storia del nostro patrimonio storico-culturale. Le cantine che un tempo erano dedicate alla conservazione, alla lavorazione del vino, oggi diciamo che uniscono quello che è la memoria con il futuro, la scoperta con il sapere. E San Benedetto Po ancora una volta si conferma un luogo con un patrimonio storico-culturale immenso che abbiamo il sacrosanto dovere di valorizzare e aprire al mondo. Con questo riallestimento diciamo che le cantine tornano fruibili, visitabili nel loro splendore. Oggi completiamo un tassello della riorganizzazione del Museo Civico Polironiano, un tassello importante che va a valorizzare una delle collezioni più particolari del nostro museo, quella di carri agricoli. Si è formata fin dalla fondazione del museo nel 1977, ma è stata arricchita nel 2010 dall'importante donazione del dottor Carlo Contini di Carpi. Fu proprio in quell'anno che decidemmo di collocare qui la sua collezione di carri agricoli reggiano-modenesi, prevalentemente bolognesi e ferraresi, in queste cantine cinquecentesche, perché i documenti antichi del monastero ci raccontano come in queste cantine potessero stare fino a 100 carri di vino. Forti di questa informazione abbiamo quindi iniziato a valorizzare questa collezione di pezzi veramente straordinari, riccamente decorati con simboli che raccontano di credenze e di usanze da trasmettere alle nuove generazioni. 40 pezzi tra carri agricoli, carretti e altri rotabili che venivano utilizzati non solo nelle campagne ma anche dagli artigiani per il loro lavoro.